Gentile assessore, le scriventi organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e UIL di Padova sono a chiederle un incontro per affrontare il tema della grave crisi del trasporto pubblico locale. Inizia così la lettera che i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, rispettivamente Aldo Marturano, Samuel Scavazzini e Massimo Zanetti, hanno inviato all'assessore ai trasporti della Regione del Veneto, Elisa De Berti. Vogliono individuare nei prossimi giorni una data per incontrarsi, anche con la partecipazione delle rispettive categorie dei trasporti. L'obiettivo è risolvere la crisi del trasporto pubblico locale, una crisi, scrivono i sindacati, le cui cause vanno ricercate nella carenza ormai cronica di personale legata indissolubilmente alle retribuzioni assolutamente poco competitive rispetto al mercato privato, a cui si aggiunge il pesante scoglio rappresentato dalle condizioni con cui Bus Italia si era aggiudicata l'appalto nel 2017. La comunicazione è stata inviata oggi all'assessore regionale. L'obiettivo è ottenere un confronto quanto prima con Ferrovie dello Stato, socio di maggioranza di Bus Italia.